Avevano già richiamato all'ordine la politica. Ora, a pochi giorni dal voto delle europee, gli industriali del Veneto mettono sul piatto questioni concrete. Chi fa impresa ricorda che Bruxelles è più importante forse di Roma. A sottolinearlo oggi dall'Interporto di Rovigo per presentare l'asta navigabile dell'Alto Adriatico Milano-Venezia Leopoldo Destro, presidente di Confindustria Veneto Est, ora delegato nazionale ai trasporti e alla logistica. Il primo e assoluto tema è la centralità del sistema manifatturiero del Paese, del sistema dell'industria del Paese e dell'Europa, che deve essere al centro di una politica industriale vera per fare in modo che il nostro territorio, la nostra Europa rimanga competitiva di fronte alle grandi sfide che abbiamo davanti e di fronte a grandi potenze Cina e Stati Uniti che continuano comunque a progredire in maniera inesorabile. Competitivi e per esserlo serve essere uniti. È indubbio che oltre alla competenza ci vorrà volontà di lavorare insieme. L'Europa deve essere unita, torno a dire, di fronte a grandi potenze che avanzano in maniera inesorabile. Abbiamo bisogno di essere uniti, di fare accadere le cose. Meno ideologia, più fronte comune per tracciare linee di sviluppo e soprattutto per contare. A monte serve un paese con una visione forte e continua a destro da allacciare alla rete europea. Noi vorremmo sicuramente prediligere le competenze, persone che ci vadano a rappresentare in Europa con competenze serie e forti sui temi contingenti e sui temi del futuro del nostro Paese.